Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. La zuppetta di patata di Montagnana e funghi di stagione in crosta croccante è stato giudicato come il piatto più emblematico e gustoso di una serata all'insegna della valorizzazione del giacimento enogastronomico, storico, artistico e culturale del montagnanese. È successo a Tesori tra le mura, sulle tavole di tutti i giorni, la cena di gala che si è svolta il 6 novembre 2012 presso l'Istituto Alberghiero Jacopo da Montagnana. Amministratori del territorio, associazioni di categoria, associazioni culturali e a scopo benefico, giornalisti e produttori locali sono stati accolti nella sala ricevimento ed hanno potuto apprezzare come gli allievi della scuola, guidati dagli insegnanti, hanno saputo valorizzare con gusto e creatività salumi, frutta, verdura e vini della loro terra. Io credo che in questo momento, in questi anni in modo particolare, si è cercato di fare rete nel nostro territorio, nel montagnanese, ma non solo. Abbiamo guardato anche verso il turismo veronese con anche i loro prodotti, parliamo del vino, ma come parliamo comunque del vino anche dei nostri colli euganei. Pertanto una rete che va dal veronese al padovano per quello che riguarda i nostri prodotti, passando attraverso peculiarità, il nostro prosciutto crudo dolce di Montagnana, non ce lo possiamo dimenticare, ma parlando anche della nostra frutta e del nostro territorio. Abbiamo una ricchezza nostra intrinseca, ma che deve essere espressa in un'area più vasta, perché da soli, per quanto si possa comunque dall'abbasso fare iniziative e promozione, non è sufficiente. Dobbiamo essere coinvolti in un progetto molto più importante. Auspico che il DMO della provincia di Padova come progetto possa esprimersi il prima possibile, in modo tale da far da coordinatore almeno per la provincia, ma io direi che la regione stessa deve essere coordinatore e promotore. Non è possibile partecipare a fiere fuori regione dove il nostro territorio non è nemmeno rappresentato. Pertanto l'invito che faccio veramente un po' a tutti i nostri politici a tutti i livelli è di fare rete con tutti noi affinché questo territorio possa veramente crescere. La cena è stata l'occasione per rafforzare quei rapporti di rete tra enti pubblici e aziende necessari allo sviluppo del territorio. Il pubblico rappresenta l'interesse collettivo. Rappresentando l'interesse collettivo è sempre bene che si confronti col privato quando fa degli interventi che riguardano aspetti della comunità, specialmente gli aspetti promozionali che riguardano la promozione di alcune valenze che sono insite nel territorio, possono essere valenze espresse o inespresse del territorio. Io credo che il pubblico deve fare da guida, deve dare l'indicazione strategica degli obiettivi su cui deve mirare la promozione di un privato, per cui la funzione di un privato è di essere una parte operativa, magari una parte snella, non burocratica, una parte che riesce ad agire con criteri appunto di tipo privato, riesce a portare avanti un'azione che è disegnata e nella mente di un progetto strategico guidato dal pubblico. Questa sinergia fra una parte molto operativa e una mente pubblica strategica credo che sia la sinergia utile che può pilotare lo sviluppo e la promozione di un territorio. I prodotti del montagnanese sono stati utilizzati dagli studenti dell'alberghiero che hanno presentato un menù fedelmente ispirato ai prodotti del territorio. Abbiamo arricchito il buffet degli aperitivi con tutte le preparazioni che esaltano un po' questi prodotti della norcineria, quindi la coppa, la pancetta, il salame, abbinati anche a ingredienti un po' poveri tipo la polenta, la focaccia, lo schizzotto. Poi si passa a tavola con il classico schizzotto e prosciutto crudo e poi cominciamo con l'antipasto caldo invece che abbina diciamo la polenta a un insaccato classico, cioè la pancetta. Quindi ha un timballo di polenta bianca arricchito da formaggio grana e erba cipollina abbinato alla pancetta rotolata. Dopodiché passiamo a un primo piatto brodoso, una zuppetta in questo caso a base di patate e funghi di stagione, quindi un primo piatto che valorizza diciamo, la patata di Montagnana e abbina la patata al fungo. Si prosegue poi sempre col tema della patata, però in questo caso con una pasta, cioè con un gnocco ripieno di tastasale in questo caso. Anche il tastasale è un prodotto della norcineria, nel senso che è utilizzato sia diciamo, per produrre salse e ripieni, ma anche e soprattutto per fare il salame, insomma, è il ripieno del salame. Questi gnocchi sono dei gnocchi un po' lavorati, quindi hanno un ripieno di tastasale, il tastasale è stato aromatizzato con un po' di cacao, quindi abbiamo azzardato questo diciamo, abbinamento un po' esotico, diciamo così. Ecco, chiaramente si tratta di cacao amaro, ovviamente non cacao dolce.
Questo piatto è servito, diciamo, con una salsa a base di formaggio e una riduzione al vino rosso per dare un po' di colore. Poi passiamo al piatto principale. Anche in questo caso abbiamo voluto associare insieme diversi tipi di carne che comunque fanno sempre capo a quello che è un prodotto tipico, cioè il prodotto della lavorazione del maiale, del suino. Quindi una pancia di maiale con un ripieno di pancetta e una lonza di maiale stagionata fornita dal prosciuttificio Brianza, quindi è un prodotto loro specifico che noi abbiamo lavorato appunto per inventarci questo nuovo abbinamento. Abbinato chiaramente a delle verdure di stagione, dopodiché passiamo invece ai dessert direttamente, a un pre-dessert un po' rinfrescante dopo questo pasto abbastanza ricco. In questo caso valorizzeremo sia un prodotto tipico locale, cioè la pera di Castelbaldo, nello specifico la pera Williams, abbinata a un sorbetto di melograno, quindi siamo proprio in piena stagione con questa tipologia di piatto. Per passare poi alla fine con un dessert vero e proprio a base di cioccolato, chiaramente ogni pranzo non può terminare se non ha il cioccolato alla fine, abbinato a sempre una cosa di stagione che è la zucca, c'è un gelato di zucca. Alla serata hanno partecipato con le loro produzioni d'eccellenza il Consorzio Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP, salumifici locali, la cantina di Merlara e aziende agricole del territorio. Sono intervenuti Vasco Franceschi, presidente di OP Camposole, specializzata nella produzione ortofrutticola convenzionale e biologica, Luigino De Togni, presidente del Consorzio Merlara DOC, Gian Antonio Visentin, presidente del Consorzio del Prosciutto Veneto Berico Euganeo. Durante la serata, l'Accademia della Cucina di Este ha attribuito una borsa di studio all'allieva Elena Dalbello, che si è distinta per l'impegno e i risultati ottenuti nello studio e nella formazione come cuoca. L'Accademia Italiana della Cucina è istituzione culturale della Repubblica Italiana e la cucina è prima di tutto cultura. L'Accademia Italiana della Cucina non valorizza soltanto le tradizioni enogastronomiche, ma in primis valorizza i prodotti, senza i quali non si farebbe cucina. E poi ha sempre avuto un'attenzione particolare per gli istituti alberghieri e quindi io approfitterò di questa serata per consegnare una borsa di studio che la delegazione Eugania ha destinato ad una studentessa che si è particolarmente segnalata come brillante, attenta e mi auguro anche che voglia proseguire i suoi studi universitari. È una bella soddisfazione ricevere un premio dall'Accademia della Cucina per il tuo futuro lavoro. Sì, è una bella soddisfazione, una sorpresa che sinceramente non mi aspettavo. Come pensi impiegherai questa borsa di studio? Non lo so, adesso ci devo ancora pensare, quindi non so. Okay. E quali sono i tuoi obiettivi professionali? Che cosa ti piacerebbe fare? Dove ti piacerebbe lavorare? Devo ancora pensarci, però pensavo comunque di andare a lavorare all'estero, di cercare di fare un futuro insomma, all'estero, non qui in Italia. Io mi auguro che tu saprai valorizzare i prodotti italiani all'estero, visto che questa sera è proprio una serata con l'utilizzo dei prodotti tradizionali, giusto? Sì, abbiamo utilizzato per questo banchetto tutti i prodotti tradizionali, soprattutto quelli della nostra provincia, e speriamo sia riuscito tutto perfettamente. A ricordo della serata, il presidente di Coop Services, organizzatrice dell'evento, ha donato alla scuola un piatto con il logo della cena, disegnato da Ginetta Mazzuccato e realizzato da Est Ceramiche Porcellane. L'evento si è svolto nell'ambito del progetto denominato Marketing Territoriale, Promozione Enogastronomica e Attrazione Turistica. Il progetto è stato cofinanziato dalla Camera di Commercio di Padova su iniziative di AGC Veneto, di cui era presente la presidente Olga Pegoraro. La cena di gala è stata l'occasione per promuovere il paniere dei prodotti selezionati che rappresentano il montagnanese. Il giacimento enogastronomico, storico, artistico e culturale del territorio è stato valorizzato grazie agli studenti, veri tesori del territorio e destinatari di un percorso ideale che vede Montagnana e i paesi limitrofi recuperare quegli antichi sapori e tradizioni che li hanno resi grandi nel passato e che sono alla base dello sviluppo futuro.